Buongiorno a tutti, eccoci qui per il nostro solito aggiornamento bisettimanale sulle ultime visite effettuate negli ultimi 15 giorni e in quelle in programma per i prossimi 15. Allora, cosa vi posso dire in particolare? Beh, essendo in ferie sono stato molto attivo in queste 2 settimane. Ho visitato in particolare la zona del lago del Predil, 2 aziende agricole, una negli ultimi 15 giorni, dopo il grande successo dell'azienda agricola Manzolli di Pappozze, ho visitato appunto un'azienda agricola a San Donà e infine ieri ho visitato alcuni luoghi molto interessanti nel Pordenonese, in particolare la centrale idroelettrica Pitter di Malnisio, che è stata la centrale idroelettrica, che ha fornito la prima energia elettrica a Venezia e quindi ha acceso le prime lampadine nella città lagunare. Quindi è una cosa molto interessante, soprattutto per me che non lo sapevo, visto che sono veneziano e secondo me molti veneziani non lo sanno. Inoltre ho eseguito moltissimi video brevi, perché sono stato in molte postazioni della Fanteria d'Arresto, ad esempio, oppure ho visitato dei luoghi dove c'erano dei panorami meravigliosi. In molti posti non sono entrato, però era per esempio perché erano luoghi tipo una villa veneta o alcune fabbriche che erano in ristrutturazione, quindi vuol dire che comunque sono luoghi ancora vivi, dove ci può essere ancora un'attività, quindi non sono per forza posti di lavoro persi, ma possono essere riacquistati con la riapertura e il restauro di questi luoghi. Bene, io vi consiglio ovviamente di vedere il video molto bello, molto interessante, panorama meraviglioso della centrale idroelettrica, pubblicato proprio questa mattina fresco fresco. Per le prossime 2 settimane ho intenzione di tornare almeno una volta, se possibile venerdì, tempo permettendo, perché la settimana è prevista a tempo bruttissimo. Venerdì vorrei andare in zona Udine Nord a visitare dei bunker opere del Vallo Alpino del Littorio. Non so ancora se in zona Ampezzo oppure in zona Tarvisio. Adesso vediamo, dipende dal tempo climatico e dal tempo che ho io. Io problemi di tempo diciamo non ne ho proprio perché sono in ferie, però ho comunque una famiglia, quindi vedrò di riuscire a fare qualcosa di positivo. Cosa vi posso dire? Beh, vi dico innanzitutto che ho conosciuto in questi giorni anche alcuni di voi. Ad esempio, ho conosciuto Giovanni di Maniago, che ieri siamo andati a berci un caffè nella sua città natale, passavo di lì dopo essere stato alla Pitter e mi fa piacere, quindi voglio salutare Giovanni. Mi sono dimenticato di chiamare Enrico ieri e come gli ho scritto un messaggio, lo chiamerò anche lui. Mi fa piacere conoscervi anche perché siete voi che mi date che contribuite al successo del mio canale e mi date molte volte delle dritte come Enrico di nuovi posti da visitare, ma anche come Giovanni, e quindi io vi ringrazio tutti, siete tantissimi, continuate a condividere e a guardare i miei video e come aggiornamento vi posso dire ci sentiamo fra 2 settimane. Sapete che io comunque pubblico tutti i giorni quotidianamente i miei video, quindi anche domani troverete dei nuovi shorts e dopodomani dei nuovi video, quindi ogni giorno pian piano che faccio il montaggio audio video, le copertine e tutto quanto, pubblico le cose, quindi ogni giorno troverete delle novità. Iscrivetevi perché ovviamente riceverete la notifica in questo caso, non dovrete andarle a cercare. Bene, io vi saluto, sono stato breve, ma ho visitato tanti luoghi, ho fatto tanti video, tanti short, ho scoperto anch'io cose che non conoscevo, perché comunque grazie a voi che mi date tutte queste dritte, conosco luoghi, visito luoghi per me spesso sconosciuti e vi saluto. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.